Dante! Dio! Ma tu sei tutto presto nel passato. Io morì di fretta. Capisci? Con che pesura lì, alta per adesso da quarta. Dai io. Tu. Oh, qualcosa che grava, dai. Dai. Ma sì, dai, io non sai quando è arrivato. Sai chi? Tutta chi mi è arrivata, ma tutta chi? Io non... Una? Chi è sul reno? Come ti sai? Eh no, dopo devi tutto tapponati. Ah, bravo. Non sei tappolavi, ma non lo vedi? E allora, non dopo devi suonare il campanello. Ma sì, Gio, e non vuoi suonare. Prendi spagnolo. Ma pensa. Dammi luce la poesia. Io ho dato pensare che mi sentite la cogliata, la tua presenza Rino qualche 5 anni, insomma, no? Le coviarde, sì, si sta così bene sotto da Ma no, la cogliata! Al su! E allora non hai capito. Ma che tu sei lì, stato il mio sveo, il mio sentore così, che ti unisco, no? Che non so se sono veri, so sì che lei. Io mi sentivo un sacco di superbi, mi sentivo un sacco il pelus da coperta sulla vecchia. Ma di tutto in dormito. Io no, o dormire. Cioè, non è buono. E insomma, è da stretto un giorno passato che non si vede nessuno. No, Ma c'è moltissimo possibile. non tutti i video. Si vergognava di essere in ritardo. Non la sua capitata. A Villa Arzilla è il parcheggio a pagamento più scassato al mondo. Ma io di non lamentarti, sa. Che volessi di piedi. Non si può essere di piedi. Ad esempio le solitudini, non è piedi. Tu cercare stupro non nessuno. Non che pensionuta di tipo torno che tu hai a cosa sei tu, ovviamente mi pure. Ma io no, santo. Tu scommessi, sì, signore. Io ho iniziato a me, è stato così bene, vedete io meno tutto. Ma tu, allora scommesso. E da papà, mi dici, tu che sei? Ti fa gli analisi. Ti passeranno quando? Sì, tu vedrai se ti passerà già un check-up completo. Un check, certo te? E quando torni dai mare, tu sarai comunque. E boh, non ti sta pur bene, no? Oddio, ringraziata signora, non può dire lamentare. E allora, dice ti preoccupi tu. Di loro ti preoccupi, di loro, ma sai che tanti essi ne ha 4 sternuti. Oh, che 15 sono passati 15 volte, ma ti dico come? Ma sono 4 anni che non mi capelli. Sì, però le rete ti le fai pure. Sì, vedete, il paio mi interessa, poi giornate mi interessa un po', se avete un tutto in banda e ora è pure femmina, proprio femminile, lei ti dice Porco, voi qui interessi un po' tu, ma allora, trovate in bande. che basta quando vuoi fare. E allora se spieghi tu. L'estate, i investimenti in blacco, vedi che riesci a fare la scadenza di tutto. Insomma, tu le fai qui interessi di un conto. Un punto quindi. Porco voi, ma allora tu sei sfondato, con un quinto interesse? Ma è il vincolo parziale? Oh, è questione di giornate, ma se dice giornate, questione di ore. Ma tu vorresti dopo che sei scaduto, e dopo te ne avrai bene, capire dei parenti, capito? Ma cui? Che tu hai detto come che non si vede di 4 anni? Uno sta preoccupato, se tu vorresti due volte potresti mettere in regola che devi, non è bene capire. E allora diceti la mente. Mi sai che mi lamenti, di me mi lamenti, dal non che andai mi lamenti, dal non che dimmi tutti a me figli mi lamenti. Per sé, musicale. Appiglio, E allora? appiglio, colui che appiglio. Dammi colui che appiglio. Ah sì, hai capito che tu vuoi le dire, ma è normale, no? Che tu parli e fai sdoppa i fiori. Se non tu fai sparlor, per cui io lo fa. È vero, è vero, è vero. Però poi aver capito al buchetto, se non subito andata. Vabbè. Firma la belga per milioni, che non ha creato una notte, così non si tratta. Niente che volevo. Papà, dirlo, no? Papà! Firma l'altro non sono da casa, che così quando tu muori, non devi fare aspetti, non mi aspetti. Allora, se
previdente. E il fatto del calorino, che le usque impari a vedere in gruppo qui, era, però non le usque, che si comporta in questa maniera. Ma sì, che lo vedi io? Va sempre Costituzione, se chi si comporta in questa maniera si risponderà con più incarico, esisterà un po' di giustizia, no? Tante, non de. Grazie, molto mi tiene di dimorato. Non sta già con me, non sanno tutti che le giustizie non è di chi smò. Lo sai che lo sono due, lo sai, però che mi fa sbagliare a lei che scambia in giustizia con la pavimenta. Sì. Tu sei un padre. Sì, me l'ha detto anche il professore che altra settimana, so i pali, tu hai bisogno di colore, sì, pure. Pavido, non palido, pavido. Ma le compagne comunque le cure è le stesse, hai di cioli al fiati, partiranno su un po', sì. Ma se non li fa con te, io che spero sempre che tu riesca a surgere a un ruolo superiore. Ma sentiamomi tutta sbove stamattina, siamo già carichi, una fetta di vocabolario. Pavido, Leone che scambia di giustizia con la paura. No, e non sta a fare discorsi filosofici, vai bene? Allora non rivedere allargarsi neanche un pelo. Io so le altezze giuste che mi fanno a me, vai bene? Non mi interessa. Mi pare che al freddo il giorno passato andate diventi ingrassata al cerviere. No, al cerviere a me non sei ingrassato, perché in fa. Qualche tiglio. Qui sia figlio. Tiglio Peppino? Qualche tiglio in casa e mi passa. Papà, ti presento qui. Porco voi, un nome di artista! Sei artista. Il flop, stato di te. Mi al secolo Domenica Malingrano. Che già lì non si capiva nulla se che c'entrava più il tempo. False? A sé, tu a sé. Non facendo il coglione primavera e tu qui mi dico che fare il tempo. Ma se tu anche superstizioso, cose? Hanno superstizione tu, però che qui a sono passati più di 100 volte, stai che? Insomma, a sono 4 anni e chi non si torna nessuno. A fare misura mestina, sì. Oh, per forza, abbiamo fatto con no. E la rete ce la fai io, sai, che è nulla tenente. Sempre con un quinta interesse. Sempre con me. Ma allora non tu hai un conto, tu hai une pance? No, eri mais che ti ha coperto di droga, si giravi bene. E io alla penna sei rimasto lì davanti a abbastanza. E la stina invece di Purezza no, da sempre lavorava, ma dalla stata male. Finché lavorava, ti porta da sera a si è acciattato sulla strada. Non avevi neanche contributo, ma qui sulla strada e non c'era pensione. E allora ce lo fai? Dove era? Tira la sengla e io la udi su che podi, io la udi. Sì. Però la zona è sempre forte. Però Ernestina si comporta bene con te. Sì, chi sei vera? Si comporta bene con me. Però mi dispiace perché è sempre così tirata. Come ti state domandando, ti ringraziamo in un momento perché voi, no? Non me lo dici per conoscere, non me lo dici per imparare. Però è una guardia di semelhanza con guardia. Ma e allora, tanto, lo dici, no? Con tutte che bontà che tu hai, con quel cur grande come una montagna lì, non tu potevi fare una telefonata? A cui? A che parenti, a chi che tu hai detto che non si viola, di 4 anni? Ma esattamente mai, vero? E se non si dici? Chi ce l'ha detto? Non dice tu. No, si fa così, parli così un racquar, no? Io no, io lo unico che ringraziamo, ma non è per capire. Guisa che ti ha suonato! Su, che ne ti piace io? Ha suonato tu, Dante? Sì, è suonato io, sì. Stai proprio che cosa parlando?
Vedi, giusta velocità, appena che suoni, arriva subito. Infatti sono 30 secondi. Ma è arrivata streccia già passata, sapo! Sì, sono già passati 12 ore, sai che non suonato. Ma dimmi, se ora tu e tu preparati che vieni fa il prelievo, che dopo passa il professore. Ma c'è modo al prelievo, dopo costà. Ha sei tutto torto! Forza, che nei denti piardi io! E noi? Doi sei! Pensate a voi, se tu dici che sto stitti piatti, ma non mi pare che tutto ciò che è panissimo. A vuoi basta poche a dare un tic di confidenza, non si sa mai subito a sclamare, mangia tutto il braccio. Fino, preparati, non i play e i scorretti. Avviati che il morale alle alte, ma c'è per il ben al mondo di sbassalu, ma già tu mi has detto per sé che tu suonare. Ma se può ma sono passati 12 ore, tanto un volo italiano. Ma sai l'aereo? Giusto, mica l'aereo. Ma tu taci, cazzo. Sì, è vero, è vero. Ma tu vorrà sarà sarebbe. Però tu sei da guida del privato. Dica una, la bestia pienta, l'era al braccio. Braccia così? Al passo, 1 chilometro ogni sole. Porco voi, tu si lei. Silenzio. Guida con forza maniera, ieri, mi do il soldo per portato me. Come il tuo modello di odi? O mi ha ciappato tua infermiera personale? Ma se questo, qualche ragazia di pulito, non lo troverai. Ma che interessa, per cortesia, e per velocità. A tu no! No, noi che come vedi, io ti prendi a fare, Oh! E quindi, che se sono il campanello del pulito, e dopo lo sai, se io sono giusto io, neanche che vorrei suonare, non le campanelle, ma tutto l'orchestra in tira 4 volte sulla isla, puntando in marcia trionfale. Vedi? A tu l'ultimo! Ma sì, che vivo, se vai a prendere il tempo. Ma che il tuo spulino ha ciappato per un albergo di villeggiatura, Sì, per sé, sei Israel. Cadentri, a son dei regoli che vanno rispettati, sapete capire? Ma tu capito? Ostia, ma te lo subito! Ma se non vado prima di loro soldi. Ma se che sono i regoli? Come dare regolamento ieri? Chi prima di noi soldi? Non si muove un grosso. Ma bastava saperlo lì, non lo sa. Van. E tu sei pronto? Ecco. Ora ti fa il prelievo. Se tu ci pensi come a fossi come voi altri, o saresti usare la sduccia ramengo, chissà se che avresti i faus perché i 4 anni che ci appare, non dai. Beh, insomma, 4 mica tanti, E tu tira sulla maniaca. Va splan. Mi Che raccomando. siete preparati. Va splan. Ai! Che se no vuoi pur bene. Per fortuna che sei stato fermo! Mi spregato! Non sto parlando difficile, perché le analisi saranno di davanti che mi sanno, no? Che era tu? Un'altra volta, facendo questo purtroppo su un basato. A se deve diventare un cartacausi piacuti sotto che sedi per una seringuta di sangue. Ai! Va splan anche tu le già visto! Mi ha sbregato il braccio, mi ha sbregato! Sandi là! Spiriti, c'ha la pararia. Non lo senti più lui, non lo senti! Approdi al braccio da mica di orecchie. E il fracasco, il cotone. Bene, buongiorno, come andiamo qui oggi? Buongiorno, professore. Bene. Qualche magagnutta, ma in linea di massima tutto nella norma. Bene. Questo
Questo mi rende molto felice. E voi? Oh, dottore, ma tu stai contento che mi vendi rigliami? E lei, signor Rino? Io non sto più in piedi. Ottimo. Bene, mettetevi seduti che vi visito. Bene, dalla visita appena compiuta ne vincono epistassi nasale dovuta al troppo caldo, specialmente notturno, dare un coagulante e togliere una coperta. Certamente, professore. Il signor Rino invece accusa un dolore al braccio senza precisa causa. Ma veramente mi l'ha sfregata il braccio l'infermiere prima, facendo il prelievo? Silenzio quando le cade il professore. Urge lastra ed elettromiografia. Urge? Entro l'anno. Però nell'immediato avrei bisogno di un elettrocardiogramma. Nell'immediato? Sempre entro l'anno. Bene, avete qualcosa da dirmi? Dottore, vedo lui. Bene, allora vi saluto, ci vediamo il mese prossimo. Senza leggere vivo, professore, se no, addio. Su con la vita, eh? Arrivederci, miei cari. Arrivederci, professore, buongiorno. O se sproti Su con la vita, mi sei. o se sproti incontentabili enti sta casa di riposo. Fermala! Mi cercavo sta cercando. Di chi sta? Questa sarà tu, ma mi sono ciato per poco. Per sé, stendaia? Ho finito già di capire, sai? Ma di solito è patino, è pensato, si sposi. Se io vai a là che ti sta su tutti i organizzatori, no? Giusto. Zitto tu e preparati che vendi la io a Bass Ma fa sé? a fare la visita dall'ortopedic. No, dal 6 a West, no. Ma questo vuole dire sta senza sena? Porco voi, là c'è un po' di ironia, non si può fare qui dentro. No, ma che fatto che guardate più di caso, ho detto che ha già un servizio. Io non si merettais troppo in nulla. Basta che avvini il privilegio di ver consulto mensile del professor Angelo della Morte. No, dis, il professor Angelo della Morte. E vuoi non sei scontenti? Se lo vedi, dopo che passa l'angelo della notte, io mi sento tanto, come una cosa fatta. E non mi pare che sei tan contenta, Bene. Pietra come Sì, Pietra come che vedi di là, cioli che roba, Carrefour. Ah, sì. Ma seso furfulciavo e frisdolo. A saperlo tropeggiava il professore per diagnosi? No. 500 euro. Porco voi, 500 euro, sa di anni. A capirsi? Ma che loro fanno? Io vi chiedo maggiori per me. Ma se non si permette tutto! Ma solo tu mi permetti, secondo te i tassi nasali dovuto prenderlo tu, non puoi prenderlo? Dai. Subito, dai. Rino, Rino, preparati che vieni la io a basso. Omen, ma mica poi vinciais, no? Morivi, in mezzo agli scarpi. Vieni allora che ti stacchi il campanello
Parse che il mio passato aveva suonato Dante, ma noi commentava proprio nulla. Parse che se no non vorrei tanta voglia di stare a Monadis. Monadis, sì? Monadis. Ho contato tutti i Monadis che ho passato. Grido per grido, del congelamento sta vivendo. E tu, parse che tu sforrei, ma suoni tu? No, tu hai ragione. Qualche uno da preso a nessuno. Allora. Ecco, vorrei riprendere, parse che se tu sforretta, clavi tu me, l'infermiera. Ma cosa sei? E no, ma sei cercando tu che io non lo capisco. Dopo cosa mai comunque. Allora, Dante, un giorno passato aveva freddo e ci commentava una cucchiaiata cialda, no? Hai capito, esatto, che commentava la cucchiaiata cialda. Ma il regolamento dice che non si suona. E allora si doveva fare? Si va in magazzino, si paga e si compra la cucchiaiata. Ah, ecco, allora, Dante, tu dovevi là in magazzino. Ma da boh, ma cosa sei? Questo che ma dai, sono messo un deficiente. A parte il fatto che non si tratta di cucchiaiata, io vorrei capire se quando la metti hai posto un altro pannello. Allora. E poi, scusai, se ne è più presto agli 8 strette, qua che il magazzino ricerate già fatto, Ca, i robi sono dei simpatici in previsione. Oh, cavolo! Parse che sei tu proprio devi dire pre, tu vai in magazzino e tu si compri la cucchiaiata. Ha capito? E se tu proprio ti muri, tu ti compri la casa, c'è non lo sapere. Carino, ma sei tu proprio? Mo, mi lei gli sciarpi e non sono pronto. E lì via. Quieto un momento. Lei. Ah, buon. Sembra tu finito, no? Ma sei che sei venuto tutto prima? Ah, allora bene, come ho cercato io a tuas visitis, Tu la nascondi, no domoie, E qui? un siarcatiglio con una signora che si chiama Domenica. Qui? Sta buon, ti mandi sopra. No, muori più tu, No. E siamo voi. Ma no, io mi butto qualcosa. Ma scusa, i visiti non dovrei esserci un presente. E infatti, assomo un piacere al me. Sta arrabbiati, sta buono. Io mandi su saluti e baci. Saluti e baci. A mi rende pulito un pezzino. La comunicazione è arrivata alla comunicazione. Ecco se te si capisce, fatto più facile ma che. Come se poi io guardaresimo, vedi, ti tireresti un boccale. Non lo vi blu, la sei di preparo, si può. E tanto di lì speciato una roba così. Gli iscritti. Sono andato a fare le analisi. E lo brulè e vanno via. No, l'idea è una perspettiva. Qui mi si vede il brulè sulla strada. Guarda, tu non si trova prima. Porta il bagno. Cambi e scambi. Idea semplice ma per ingegnare. Dante, il cane vai per tu, non si fregnava. E vai Dante! Aspetta un momento, entri prima io. Sarai un ticchino incassato. C'è tutto che ti dice. Ma si spietava le gustose parentesi di 15 dis e
E invece l'ha avuto un soggiorno forzato di 4 anni. Un ticchinin incassata a lei. Oh, po'. Lo dite io che ero una mica. Disici cosa è Dio, mi raccomando. Ma di sì, con un po' di calma si fa sdu. Dante! Dante! Ah, non è! Io entrai che non è. Se non lei. Lei sia là. Dai, un po'. Dove sei di là? No, lo sai, ma il problema non è la calella. Ah no? E quali sono? Cattolico. C'era un attore, non si è mai opinione noi, Sai che fare? Sacra c'è un tu per fedi. In fondo sei sempre sottile. Io sono sonora. Rapite di chi si ciaccarave ai o ai altri? Di Fisse, di Norris. E a proposito di ciaccarave, sono di no? A proposito di Rosors. Rosors. C'è centrino no qui Rosors. Hai disegna di daus d'ora soiavi su per le muse. Ma no? Sì. Sbugelau, se picciaus cui bugei sul balcone. Ma lui di chi non mi dici? Sì, Mimì, le mie se tornino un'altra volta. Ma se non c'è discorso. Vedi, ho leggendo fuori. Tu cercare sbello, ma tu sei mica sottile. Un questo, come sin chi è lo spettin? In fondo, mi conviene anche lui che fa un punto in quintre. Poi di cui che non questo la sta. Non l'ho mica buttata dietro una strada, esatto. C'è chi stai a vere. Vero un nostro. Ven tu a vivi cadenti fare un po'. Un quel che non sa la sala di pensione. Non potevi mica permettersi una suite reale. Veramente non vi sei permettuto su un bel nuia. Perché che la retta si la paia di Besson. È sicuro. Ma già adesso che gliela messi di paia no. Sacre 4 francs. E non sarà sa. Sacra no. A guardi. Sei su vi non scappa dici chi sti robis? Forse sei strani. Nuie. Sa che il plan da Rosò lo mette in pratica. C'è Rosò. Allora no, c'è verissimo, quindi. Ci varessimo di Cioè, non lo sa la sguida il Price di avere un conto in Svizzera, non so. Vere. Ta, si fa così tra parenti. Si fa così tra pari e figli. Si fa così tra pari e figli. Ta. Un po'. C'è come? Non sta scritto. La BSI. BSI. E c'era Base. Banca Svizzera Italiana. Dante non conta in Svizzera. Ah no, e anzi molto. Gomito? Ma sacra no! Se non le l'ho mai fur d'Italia, quanta l'aria piatto un conto in Svizzera? Ma dove avevi tu? Parliare sul conto in Svizzera, ancora lei in Svizzera. Sacra non sì! Ma neanche passione. Me mi serve la in banche e alla girati bene su un conto che è stato vincolato in una banca svizzera per 30 anni. E come? E come le stia tu? E la banca mi sono andata in modo per richiedere i BES e il numero di conto la bonificaio. E il conto la bonificaio? Tu vedo già? È sicuro! La sua firma sulla venera. Non c'era stato quel casetto? Porca miseria, da sedi sono seduti fatti grossi.
piccola più da te. Ma c'è volata, le sbrisai il pagorme, non tu Signore, come si chiama? Non risponde, è stato confusionale. Come è venuto? Ora si chiama tentato suicidio per sensi di colpa. Lasciamo la parte sotto, scriviamo la programma di infermeria. Papà? Dai, Dai, per carità! salvato Torino! Come vive Bene? Allora come sta il paziente? Boh, a niente di lui dovresti di lui un no? Ma che dire? Tante, dopo il volo di teatro settimana, come si senti tu? Dai, c'è un puzzo di nausea. Ah, questo apre un quadro clinico chiarissimo. Sì, professore. È in stato interessante? Professor, Sì? permetti Ma prego. a manco che lo sei di sorpresi, Dante, avresti essere un maschio. Con questo? Ah, sì, a questo. Non sa neanche che i maschi non fanno di più. Non sta preoccupate Lino, lei professore, mica ginecologo. Ma scusate, avete mai sentito parlare di gravidanza isterica? Lei, per esempio, Dante, soffre di isterismo? No, professore, io non me la vi mai. Ma lo sa che lei è un paziente davvero strano? Non lo dica a me, professore. Strano ed esigente. Sì, lui esige? Altro che pensi che suona anche il campanello. Tante se quando devi bisogna assumere il campanello per Dio se viene a Dio se sei come muoio. Lei è un paziente strano perché cambia in continuazione il suo quadro clinico. Che si sente? Io le diagnostico una gravidanza isterica e lei mi dice di non essere isterico. Professore. Solo io che cambia il codice clinico. Ho risolto che non capisco un cazzo. Ho sentito, professore, che supponenza. Andate concettuarsi, Non rispondo a certe insinuazioni. Comunque, il quadro clinico adesso mi è davvero chiaro. Oh, là, dici, che dai. Lei soffre di schizofrenia. Porco voi, Dante, perché? È grave, I sintomi ci sono tutti, professore. Idee ed atteggiamenti bizzarri, umore incongruo e capriccioso. Scusa, se da stress uno in campanello fa che muri di freddo, e bisogna rilassare, e dopo e guardi non si potesse oggi, io questa domanda lo dici, e fossi io che soffrissi di un umore incongruo e sei a ridere, io. Non è solo questo, Altro modo. La condivisione del suo pensiero la porta a costruire un alter ego sano, esente da gravidanza, che durante il disturbo schizofrenico le usa come schiavo protettore. Sicuro? Le spiego forse in parole più semplici. Magari. Guardi, risponda a questa semplice domanda. Che mi dici? Lei, signor Dante, è incinta? Ma no, Gio, sicuro che no. Vede? Non è lei che risponde, ma il suo alter ego sano, esente da gravidanza. Quindi, infermiera, possiamo iniziare la terapia. Senz'altro, professore, certamente. Mi raccomando, frequenti serie di elettroshock. Dottor, senti, io poi per via e vado su perché mi presenta lì. Ma se anzi, prima di subito, tu e la tua infermiera non ci apri la porta, noi, a ne hai prego pensare. Ministriamo anche dei tranquillanti. Senz'altro, professore. Bene, anche questa è fatta. Vi saluto, miei cari. C'è molto saluti, e io? Sei altro tu che non va? Al braccio, mi fa smalciamo. È stata fatta una lastra? No, professore. L'ortopedico l'ha visitato al tatto.
Bene, 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 bene. Ammiro i colleghi che perseguono la metodologia del contatto. E cosa hai trovato? Niente. Ai 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 ai. Ma c'è muta, ai 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 ai. Se il professore dice ai ai ai, vuol dire che le altre non va. No, che sono incinta, no? Lo sta facendo stizzoso. Cosa bene, professore? Mi dica, l'esimio collega, tastando il braccio, ha detto le testuali parole non c'è niente? Testuali parole non c'è niente. Ai 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 Ma c'è ai. ai ai ai, ma disegni? Lo stai tenendo sugli spini? Ma è chiaro! Se il collega, tastando il braccio, ha detto non c'è niente e lei prova dolore, trattasi di riflesso dolente su arto amputato. Antidolorifico, vi saluto cari! Non devi, professore. Ma che è chi le ma? Ma che senso da quarto, no? Ma c'è mu? Mi piace che tira fuori dal massimo. Arto dolente su arto amputato, riflesso. Ma siamo noi occhi, dai, tu ci do i bracci! Là che si dava aperto, avevano fatto l'anatomia sul polipo. Non è che lui al partito dice che tu hai e le arriva a diagnosi. No, tu sei tu che tu hai di vecchia che lui ha il pensa. Forse sono lui a seguire questa scuola di pensiero lì. Dico che sei in Italia. Sicuro lui che pongono in casa isolata. Sì, però, Dante, anche tu però, Io so. Chi se non tu sei un po' schizofrenico, tu, lo sai io, tu ti butti dal secondo piano, dal balcone del bagno, tu vai su a gorda, se non tu sei schizofrenico, tu non sai io qui che tu lessi. Se c'aveva che la gorra non tigneva. Ah, ecco. Ma sai che se la gorda finiva l'era normale, no? Sì. No, le ho avuto come un altro per fare ginnastica. Se non tu sei un po' schizofrenico, tu, lo sai io qui che volessi. E no, mi viene in battuta stanza. Come? I mostri. Ah, ma allora veramente tu sei schizofrenico? No, i mostri sono i miei paesi. Che tu hai detto che non si di odi, di 4 anni. E gli altri due. No, lo è di lui. Però io non di tutto sanno cielo. Perché negli istituti che hanno un salone c'è. Ah, hai capito. Una scelta mondiale. Io, sapete come è andata a finire a tornare spazio. Ah, hai capito. Aspetta un momento. Perché Dante, se gli orelli non mi inganni, sono qui. Ma come? I tuoi parenti che là. Ma se sono dato il resto, Ma resa di sì. ma se poi o no? Ma se te lo fa, ma se... Oh, io pure. Dai, tira fuori una roba, io ti darei si alza, però non hai mica il paracadute io. Ma non c'è questo, non c'è Fatemi su un'idea e alla svelta lancia. ma c'è un'idea. No. Un'idea una volta, andiamo Ma avanti. là, muoviti Alza, io che più chiodi, sono lì. Muoviti Dante, Muoviti. Dai, su, muoviti. Dai, le mani scheda. Muoviti. Dai. Oh, ecco, dite che sei morto, ecco. Se io benissimo che tu respiri, su, non si può, fatemi su un'altra idea, dai, Allora, no. muoviti. Ma sono lì. Ma dite che sono in coma. Non senti. Non 160.000. Porche? Tu metti dei 4 franchi di pensione di casa che non sarà salvo, in 160.000 euro, finalmente pensione. Sì, signor. Tu abbia? Disegni sì. Non voglio dire se lo aria o no?
A lei in coma? In coma? C'è molto in coma! Rispondo proprio da questo. Ma chi sponda un po' dinanzi la via? Ma dove sopportateli? Oro, incenso e mirra? No, lui è dire. Allora, guarda, si è seso, i parenti che non si fa in vio di chi di 4 anni. 4 anni, proprio, non mi parla. Se fosse in cussione svelta, ma in fondo dopo mi parla anche a me, cosa è passato tutto il tempo, passi. Se un mandato fa, passi velocemente. Sarà che chi dentro non è mai lui li fa e il team non le passa mai. Ma lui, se si compagno di stanza? Sì, sono io. Blasè, domenica va all'inverno, fai a mese parenti me. Ah, blasè mio Vittorino Mosso, ex fotografo e disegno un paio di mesi, sereno. Calmitese una roba. Ma date già anche le queste condizioni. No proprio tan, ma non c'è po' che disegno che quando sia buttato più, non sia più di piano. Anche questo si fa. Non bastava avere questa stupidez. Anche che. Insomma, guarda, se sono che parenti che là che non si fa in piodi. Non c'è. Un sospettabile, sì, un sospettabile. Io le dico, un sospettavole. Allora sbarbagliardi no? No. Vigorense. Sbarbagliato no, però sappi tu così bene, ma così bene che parli cognoso non vi conventa i documenti, sai? Allora si troppete con te. La chiacchiera di no, si dice, no, Ah sì, sarebbe perché tu sai aspettare un minuto. Io proprio tutte queste contentezze. Non è che come sarà la qualcuno? No, proprio le parole giuste. Questo sei. Cadete che lo stai ascoltando? Zappai sui vostri spacus e in punta di pis. Dai via, perché se si sveglia, si torna in casa, le parole giuste è Apocalisse. Ma sì, non ce ne scorsi. Ma ce lo si permetti, Non che io vi una delega mi fai firmare. Io non ho nessuna intenzione di la via, ma considero che tutto questo ogni roba. E non è come perché? Ah? L'importante è anche le crostate. Ah! Come che le mangi si dolcisce. Se è pieno di gusto all'equimo, pieno di spersare. No, par con me le uniche possibilità di bio del dolci è se va in coma glicemico. Insomma, non stai là da ora che sbagliano. Come mi senti? Aspetti che torni di capo. Ma non le dite, Se uno va in coma costa un dì, una settimana, un mese o anche non le dite. E porche malore, ci lanci un po' di ottimismo te vite, no? Vai di morire per forse prima di me firmare. Insomma, non si muove di qua? No? Ah. Partemi un po' di aghe, forse. Non resisti, Un dolore! Ma stai tranquillo, allora, preparate come le vite le armi, poi voi attioni, No, stai! Allora sai in che momento ti trapassi? No! C'è dolore! C'è dolore! No, che stai di qua! Tante muoviti!
cade. Poi scrive fare con il brune, tutte le cose di luci, chissà se non mai. Sarà per sé che ti segnaletto? Sì, che hai? Guida che sei tu manca! Non sta no. Noia, è stato un momento, ma dove passare? Noia. Questo lo giudicano i medici. Alle volte stare bene nasconde malattie asintomatiche terribili. No, professor, passato. Vediamo qui. Vogliamo vedere com'è? Grazie, Dante. Ma questa confusione apre un quadro clinico molto preciso. Eh sì, devo visitarlo, fuori parenti. La confusione si aggrava. No. Dante, grazie. Dipende, se il professore dice che può essere tornato, beh, se no, dipende che andava là. Podino ospitare pure allora. Dal corridore, tante ore. Svegliati un po' per la sera. Vediamo di giungere ad una conclusione, Ma io ora adesso diciamo qualche anno, professore. Oh, scusate un momento. Dico, lascia di tutto. Io come voi non tutti mangia, quando la puoi risultare e dopo Prego, Dante. grazie, salute. Io prego, un po' per me. Professore, mi raccomando, ti ringrazio per me. Sì, ma Dante, io ti preanza tu un po' per me, come? Grazie, non smetterai tutta la vita. Bene, possiamo cominciare? Voglio scelsi? No. E allora scominciamo. Dunque, lei improvvisamente si è sentito male e altrettanto improvvisamente è guarito. Sì, ma eri perfetta, no? Vabbè, capisco, una finta guarigione. No, professore, une finte malattie. Mio caro, le due cose si equivalgono. Una finta malattia porta automaticamente ad una finta guarigione. E questo apre un quadro clinico molto chiaro. Ah sì? E ce l'hai? Crisi da malattia immaginaria. No, professore, voglio spiegarci. Io in realtà ho come giù Dante. Ah, questo cambia tutto, quindi lei lo ha coperto. Sì. Trattasi di bisessualità con delezione della libido. Oh, professore, coperto. Quindi la sua era una pura fantasia sessuale. Professore, coperto, da se sì. O hai copiato Dante, o hai aiutato Dante. Ah, capisco. Quindi il dolore è dovuto ad un disturbo da sforzo. No, professore, ma mi stai a sentire qualche cercare oppure no? Io in realtà o hai copiato Dante, l'ho aiutato perché mi l'ha domandato lui, o hai fatto perfette. Ma è chiaro, sudditanza masochista omosessuale. No, sessuale, a me mi piace le femmini. Ma allora questo è un caso di attrazione cannibalesca, di quello sono complicato. No, professore, mi piace in crudis, non quelli. Rara forma di cannibalismo tribale. Professore, io non hai un cazzo. Lei è caduto spontaneamente o è cosa? Ma non in quel senso, professore. Io lo hai per me. Non capisco. Prima non ce l'ha, dopo ce l'ha. Questo è un tipico caso di ermafroditismo inconsapevole. Professore, pulmoni stanta girante, È chiaro, orchite senile. non hai più per auli. Questo invece attiene ad un caso di mutismo congenito. Dovremmo provare con un logopedista. Ma mi dica, è da molto che pensa di stare bene? Licantropia! È la prima volta che
malattie. Ma per caso mi dica, dopo una prolungata apnea, se trae un profondo respiro, lei prova sollievo? Non hai capito? Anche amnesie grammaticali acute. Le spiegherò in parole semplici. Se lei tappa naso e bocca, diciamo, per una mezz'oretta, quando poi riprende fiato, lei prova sollievo? No, professore. Ai, questo non è normale. E come mai? Perché se non respiri il parmigione sarai un mar. Ma questo è un tipico caso di insufficienza polmonare. Dobbiamo intervenire d'urgenza. Chiamerò personalmente l'ospedale affinché preparino una sala operatoria. Io non ho il tempo di una sala operatoria. Capisco, soffra di sindrome claustrofobica. No, professore, di deficienze mediche. Questa malattia mi fa. Non adesso di essere tagnolo, perché lui ha combattuto ogni di qui, Ma questo non cambia la gravità del suo quadro clinico. Le prescriverò io direttamente la richiesta di ricovero, sarà poi il chirurgo a mettere il bypass. Ma c'è bypass, non bypass. Ma scusi, signor Dino, vuole che con un quadro così malandato come il suo il cuore non abbia sofferto? Ma scherzi allo dire per di voi. Prevenzione, mio caro, prevenzione, io non scherzo mai nel mio lavoro. Anzi, visto che la prevenzione è la regola, urge anche un prelievo del midollo spinale per scongiurare eventuali patologie in una situazione più disastrosa come la sua, Non starmi finendo di sì, Rosso, Ti do un tiro, ti do un... Starmi finendo. signorino, mette in posizione fetale, su, su, No, starmi finendo di sì, via, signorina, è un po' come succhiare un osso buco. Specialmente se il punto nel mio. Via, vieni. Io finisco. Ma cosa sentono le mie orecchie? Un caso di coma vigile annunciato. Se non puoi fare, ci devi dire anche a lui. Divino, tu, sotto! Non guarda, non va bene, mi avete sopra. Finisci le cuffiste pensate, guardi fiori, guardi. Signore e signori, scusate, cosa succede? Professore, lei è ancora qui? Permette? Sì. Angelo della morte. Scusi l'intrusione, professore, ma noi volevamo conferire con il qui presente d'arte primavera. Sì, qui presente, che fa finta di essere indormidito, svignuto, se sai io. Mi dispiace, ma il paziente non è qui presente. Giorno, ve lo dica lei. Mi spiego meglio. È qui presente, ma in coma per sua stessa missione. Ah sì? E allora io per medizione come lo sveglia dal coma? Ma è da molto che crede di poter fare miracoli. Lazzaro, Sempre più interessante. Dorme in te. Suggestione miracolistica collettiva. Ma dovrei studiarli tutti con attenzione. Bypass per tutti. Ma mi scusi, cosa intende fare? E il miracolo di siringhe, braccio combinazioni. Questa tecnica mi è nuova. E allora, signore Alter, gli altri voi, o ti impiro i zonali tra la calcola e la polpetta? Vade, Cosa servirà? mi arrivi. Straordinario! Sei fianco un grifo. Credo ce l'avete. Una nuova tecnica medica efficacissima. Mi dia qui la siringa. Allora, com'era la formula? Signor Rino, si fa fare il prelievo, poi infilo la siringa nel ginocchio, tra la rotula e il polpaccio. Dottor, io non so in coma. E allora, come ho dai le guardie? Dove pensa di andare? Guardate la finta con no, no? Non facevi finta di stamare, non facevi finta con no. Con no, così mi pare in cui stress. Un no, così sangue al suo sangue. Invece di essere contento se io siete tratti. Ma lo capite io? Non capisci, siamo arresti. Non lo sa di tenerci per aule. E allora, dopo tutto il
sono venuto a casa. Dopo giù di abbronzarsi, dopo 4 anni di sorelle, dovresti insegnare come c'è. Capisco, se ne ha detto Non c'è modo. Non sarei saccasti la sappiamo. È passato così tantissimo che non mi avvisi più. Me lo guardi bene io, me lo riguardi. Me lo riguardi? 4 anni che si chiude. E non ritrovavi una chat, sa maniera che c'è arrivata a mettermi da chi spacchiello qua a me. Culingian! Dai, in giamma addirittura. In Gian, sì, in Gian. E non è stata la roba qui vediamo, sapete? Non è stata. Riesco lì dopo tanti così a cercare di parin stress, sangue stessa. E non mi devo pensare una per aula che commenti più di me. Boh, sorella, per chi mi compra un vecchio rancoroso, è vero? Rancoroso e anche vendicativo. Ma massa volte si deve pensare, sì che mi pespace. Io lo so, è vero, io vorrei dimenticarmi, non vorrei più violi e si deve tra di me, qualche vengono lì, gli scaraventi, gli pastiali con le mani, gli squarti con le mani, stai curatore toccoso. Ho mandato il momento per loro, signor, ma sai che un pari non dovrei pensare che c'è di spirito. E si arrivi di tirarmi via quel pensiero, ma si arrivi di tirarmi via ma non rivali. Mi dai, non si può, quel poi un uomo a 60 mette a morire in mezzo di solitudine, perché che non si può copare, che se no qui in galera, non si può, non si deve. E dopo si può. Quando mi riesco lì, io sento le vostre voci, la voce di te e dico le voci, la rabbia, il rancore, e mi resta solamente a dispedere di noi si sta insieme per forza. Finissile, Mimì. Ma c'è finissile. E tu alla tua età, guardi chi va ora che stai spaiassate? Fortunato l'uomo che a una certa età non trova più amore. Questa è quella ratonetta, dai baci per cucinare? Sento io da che fa cercare il bar? E allora cercare il mio bar. Ma sta attenta, Mimì, che cosa che fa che tu invece cominciare. Ma Mimì, non sarei sarcasti, la sappiamo di tornarci a tutti insieme. La sappiate? Ma non si capisce perché? Oh, allora, tira pure bene. E tu ce l'ho fatto, Sergio? Vieni in tutto, di Aurelio gli dai troppo buone. Ma manco un loco di là subito al dunque c'è in preamboli. La banca ha scritto che sono 160.000 euro di ritirare. E che con la tua firma sulla delega? Eccomi qua, presente. Facciamo solo una curiosità. Una volta che mi hai finito, tu dividi 3? Dividi io. E il capitano Alvadi venuto, Alvadi gesti! Se maniera. Per ipotesi può daresti ristruttura a chiesa? Sì, dopo. Beh, dopo vi daremo, ma fammi dire che schiatti. Dio, ti sottogliava di studio le borse? No, io non c'è nulla, ma per sé non tornino già tutti insieme. Gli stiatti, e sono cadenti di più di una settimana e non ho avuto che stare là di sapere. Ti arrivi tu, chi sta? La ricevuta. Spedita, firmata, spedita. E tu? Ce l'ho fatto bene, qui ce l'hai data? Oh, scusa, mi sei dimenticato. La dai capata.
Gaffade? C'è un gaffade? E se non si fa che fa da Roma, basta una patente, no? Si ragiona, tutto che c'è. Si roba in 4 anni la vita di un uomo, tutto quando va per Dio sbogli una volta. Lei, imbrogliava i delinquenti. La vaccia che gli dico corrutto al muso. Pedolo, infame. Oh, bonde comodini, Tu stai saccarando me pari? Sicuro, come che ti ho capito che sono le robe, passa da solare, no? Dante, unimi tu, non mi più a società flat. Ecco, l'infermiera l'ha sentito, insufficienza polmonare. Bisogna intervenire di urgenza, Bene, Dante, tu che tu sa, siamo che sono là di Robis. Ma sta così male, ma se non gli fa assicurare? In fondo il professore lo fa spesso bene, Se si metteva, alza guardi comunque. Non bastava che l'altri là. Ferma muscoli! Ehi, da tutte che così inculì! Ma Fatto! Voglio andare alla procura io, non si pensa mai. Basta, Chi ti rompe di cambiare, Ma se non si permette tutto di essere la No, vostra se non si può ricordare. Rino, Dimmi Dante. sai sì che farai quei soldi? Con quei soldi? Ah sì? E se non tu fa? Li compri Villa Arzilla. Tu compri Svilla Il pezzo non viene, avrai sicurezza, no? e tu butteresti 960.000 euro scadenti? Lo dite già tu che si usa i soldi per guardare. Ma la tua di chiesa! Chi sta? Come Villa Arzilla e cambi tu. E te lo darò bene, credi? Fermi tutti, che nessuno si muova, il palazzo è circondato. Giusto in tempo, 2 segnalazioni precise e perfette. Perfette tempestive, ispettore! La polizia? Questa volta non ci sfuggono. Le nostre intercettazioni sono state... Perfette e tempestive, ispettore! Sì, esatto, proprio così. Scusi, a cosa dobbiamo questa inclusione? Ispettore? Madama, e lui l'agente Luciano lo prendi. O se quando non dico il nome di questi Ispettore, madama, a cosa dobbiamo questa illusione? Adesso glielo spiego. Siamo qui per effettuare un arresto, in base alle nostre segnalazioni. Perfette tempestive, ispettore! Cambia disco, Luciano! Sono 3 volte che dice perfette tempestive, Cambia disco! Dicevo, siamo qui per effettuare un arresto in base alle nostre segnalazioni. Perfette tempestive, ispettore! E dopo gli ottegliamenti tra due stessi è ancora un agente. Ma insomma, si può sapere che è il criminale? I criminali sono Vincenzo Barzini, detto il professore, in arte angelo della morte, e Luisa Trani, detta gentilezza, in arte linea anestesia. Con i poteri conferitimi dalla legge mi dichiaro in arresto per truffa, milantato credito, usurpazione di titolo e illecite attività. E facendo anche crimini contro l'umanità. Luciano li prenda. Li ho presi! Le nostre azioni sono sempre... Perfette! Tempestive, ispettore. Lasciamo perdere gli aggettivi, che è meglio. Portiamoli via.
tu vuoi comprare Villa Zilla. Vuoi comprare la fila. Basta con i succedori, con la sboba, con fretta gli occhi. Io vorrei diventare la fila, questi pagamenti più di città. Tu lo darai, ma sarai una gara per noi puliti. E no papà, non si fa zitto. Tu lo metterai in testatario. Ma che sai, guarda. Ma tu, noi, Mi pareva che dovevi nascondi qualche freddura, no? no, nessuno creatura, io sono un po' per oh, i soldi li spenderai di insulina. Oh mamma, allora sono tu io spendi due cadentri o cominci a ragionare? Se non tu metti sui cadentri, che te resti? Calma lì, no, si che resta. No. Sì che tu ti metti. Ti vas preparare. Per me si con te. Ma c'è lo scarso. No. Ciao. Cadentri non è noi, Tutto. Ciao, bene. Lei un santesimo. C'è forse io appunto un santese? Che tu lo sai. Ma riguardati, è un commerciale. Hanno sbagliato mai nulla, si che va da Tino, vieni con me. Una partita.